Dovrebbe trovare qualcuno pronto con il tampone per farglielo e dopo dare il domicilio in modo che gli venga recapitato l'esito di quello che è successo. Se dobbiamo muoverci noi non sappiamo dove andare a fare il tampone. Questa è la ULSI, non so dove, fa richiesta. Deve segnalare da fare il tampone, sì. Quando sono sceso dall'aereo però hanno chiesto se c'era qualcuno che proveniva da Madrid, quindi dalla Spagna, li facevano passare per lo scanner, mi sembra, per un'altra via. Ieri l'ordinanza, oggi il caos, intasati call center delle ULSS per le richieste di viaggiatori che al rientro da paesi a rischio non sanno ancora che fare, non hanno capito a chi rivolgersi e come poter richiedere il tampone. E subito si corre ai ripari per dare seguito all'efficacia della normativa. Le ULSS per chi rientra da Spagna, Grecia, Malta e Croazia e deve obbligatoriamente effettuare il tampone come da ordinanza ministeriale e regionale, attivano presidi fissi da domani tra le 7 e le 13 dove recarsi senza prenotazione all'ULSS 3 Serenissima nei 4 distretti dell'ex ospedale Giustinian, di Favaro Veneto via della Soia, di Noale piazzale della Bastia e al distretto di Chioggia di via Marco Polo, per l'ULSS Veneto Orientale al distretto di Portogruaro. È stato deciso di fare un accesso diretto, quindi uno andrà direttamente senza bisogno di fare alcuna prenotazione, così evitiamo che si sovraffollino i call center, queste cose qua che in questi momenti stanno andando a fuoco. Uno può fare l'accesso diretto dalle 7 alle 13 nei punti che ogni azienda sta decidendo in questo momento. Ad esempio per noi sarà all'ospedale di Portogruaro, nella parte distrettuale, dalle 7 alle 13, chiedo scusa, da domani mattina sarà possibile fare questo tipo di tampone. Predisposto anche un punto al centro di San Donà di Piave in via Girardi. Non sarà necessaria alcuna prescrizione medica, ma la documentazione per attestare il rientro dai paesi indicati e il documento di identità. Si ricorda anche che in attesa del tampone e del relativo esito, i cittadini dovranno rimanere in isolamento fiduciario presso la propria abitazione.